È un percorso che non inizia oggi, che la Regione Veneto sta accompagnando da diversi anni, interviene a sostegno anche finanziario, ma non solo, di grande vicinanza anche istituzionale, ha una realtà, è quella che in Mozambico poi racconta molto bene la fondatrice di ASEM, Barbara Hoffman, che di fatto accorcia le distanze, avvicina il Veneto al Mozambico, dà un segnale importante a dei bambini che sono per lo più orfani, in fuga da situazioni disastrose familiari, e che per loro sono sicuramente un percorso di crescita, di istruzione, di crescita e di vita, quindi un percorso importante. A Vilanculo abbiamo avuto anche l'aiuto della Regione per bambini che hanno studiato da noi nell'asilo, e poi la comunità e l'autorità locale ci hanno chiesto se potremmo anche fare una scuola elementare, perché questi bambini non devono andare 10-15 chilometri andata, stesso ritorno al giorno per poter frequentare la scuola. Dunque era davvero di un grande aiuto per in quel tempo 500, prima 300, poi 500 bambini. Adesso sta crescendo perché stiamo crescendo con gli anni, abbiamo avuto fino alla sesta elementare e adesso quest'anno siamo entrati nella settima. E davvero ha cambiato la vita tantissimo anche per la sicurezza dei bambini e per noi ed era molto importante. La Regione ci ha anche aiutato non solo a Vilanculo ma anche a Beira, che è a 600 km di Vilanculo, per la scuola secondaria. Spesso sono i ragazzi che possono andare nella scuola secondaria e le ragazze sono messe a parte perché ha un costo e comunque per le famiglie è più difficile. Però con il nostro aiuto e l'aiuto della Regione che ci ha permesso di fare un passo avanti, possiamo dare la possibilità e anche la priorità a delle ragazze affine che anche loro possano avere un futuro fuori spesso della prostituzione e di altri pericoli. Dunque è un aiuto immenso. Ogni tanto non ci sono delle parole per dire quanto ci aiuta e quante vite abbiamo potuto salvare tutti assieme. Cosa facciamo qui in Italia? Raccogliamo fondi per sviluppare tutte le attività scolastiche e extrascolastiche che vengono fatte sia a Vilanculo che a Beira, i due grossi centri di ASEM Mozambico. I fondi sono predestinati per sostenere le scuole, lo sviluppo delle scuole, quindi sviluppare l'attività scolastica per i bambini, sostenerli non solo nello studio ma anche nelle attività extrascolastiche, quindi nell'arte, nella pittura, nella danza, nel canto, eccetera, ma anche per dare un sostegno sia psicologico e anche uno sostegno molto importante alimentare. Il ruolo dell'Associazione Mozambico è molto importante. In 34 anni di presenza di Barbara in Mozambico ha fatto cambiare veramente la situazione di vita di tanti bambini ma anche della comunità. L'impegno suo è stato importante perché ha sempre lavorato con colleghi del Mozambico, quindi non abbiamo volontari che vanno lì a decidere, fare le cose, ma ha sviluppato delle competenze con delle persone che adesso si autogestiscono e direi in maniera egregia, perché se consideriamo che le scuole sono frequentate da circa 6.000 bambini, più l'assistenza sociale sulle famiglie, credo che ci voglia una grande capacità manageriale e di gestione. Quindi le persone, molto spesso i primi bambini che erano stati accolti, hanno avuto la possibilità di studiare e adesso gestiscono e ricambiano quello che hanno ricevuto verso altri bambini.